Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a Cosenza durante la visita del governatore Giuseppe Scopelliti all'ospedale dell'Annunziata. Alcune decine di persone hanno tentato di forzare il cordone di sicurezza e di avvicinarsi a Scopelliti, che è stato insultato. Ci sono state urla e spintoni e minuti di concitazione, poi l'ordine è stato ristabilito. Il governatore, incontrando i sanitari e i giornalisti, ha detto che il responsabile di questo agguato è il sindaco di Cariati, che ha tenuto un atteggiamento irresponsabile già il giorno prima. Una piantagione di marijuana, una pistola e dell'esplosivo sono stati trovati dai militari della Guardia di Finanza a Crotone, in località Trafinello. Durante l'operazione i finanzieri hanno trovato 300 piante di marijuana. A poca distanza c'erano anche una pistola calibro 38 con matricola Brasa, proiettili, 3 detonatori, 380 grammi di esplosivo del tipo gelatina dinamite e circa 6 metri di miccia a lenta combustione. La commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, presieduta da Gaetano Pecorella, ascolterà in audizione il prossimo giovedì 23 settembre il presidente Giuseppe Scopelliti. Nel corso della stessa seduta verranno ascoltati la D di Veolia, il presidente della Syndial, il direttore e il capo di gabinetto del Ministero dell'Ambiente. Intanto i procuratori della Repubblica di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone e di Catanzaro Antonio Vincenzo Lombardo saranno sentiti martedì a Roma davanti alla commissione antimafia. Il presidente Scopelliti ha illustrato ieri a Montalto Ufugo il piano strategico di area vasta Valle del Crati. Si chiama Kratos 2020 e interessa 11 comuni dell'entroterra cosentino. Il piano si sviluppa in 5 linee portanti: sostenibilità, reti e mobilità, governance e processi, produzione e servizi, ambiente e territorio, città e solidarietà. I ricercatori universitari hanno scelto la forma di protesta da adottare contro il DDL di riforma dell'università targato Maria Stella Gelmini. Lo stop della didattica a partire da oggi. Gli studenti si mostrano solidali con loro. I ricercatori della facoltà di giurisprudenza di Catanzaro, in particolare, si preparano a fare anche lo sciopero bianco, cioè all'astensione da tutti gli incarichi non previsti dal contratto. Anche quest'anno il gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Catanzaro, attraverso i proventi derivati dal Gran Gala di Beneficenza, finanzierà il progetto L'Ospedale in Casa del Bambino. Si tratta di un progetto pilota per la somministrazione domiciliare della terapia enzimatica sostitutiva nei pazienti affetti dalla sindrome di Hunter. Ad annunciarlo Andrea Bramo, presidente del gruppo Giovani. Un convegno sull'Alzheimer promosso dalla rete delle associazioni nell'ambito della manifestazione Il Mese dell'Anziano si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Crotone. L'incontro è stato disertato dagli assessori regionali crotonesi. Era presente invece il consigliere Salvatore Pacenza, autore di una proposta di legge sul tema. Dal convegno è emersa la possibilità che tale legge possa essere accorpata anche alle misure per i disabili. Il 25 settembre ha il via l'11ª edizione dell'Autunno Musicale di Cosenza. La manifestazione, presentata alla stampa ieri nel Comune Bruzio, come di consueto è organizzata da The Brass Collection, direttore artistico Gino Santo, che ogni anno organizza un cartellone di appuntamenti di prestigio e alta qualità. I concerti si svolgeranno in 2 diverse location, entrambe suggestive, alcuni nella sede CIFA, Centro Internazionale Formazione delle Arti di Largo Vergini, altri al Museo dei Brettii e degli Enotri. Saranno impegni difficili quelli delle squadre calabresi nel weekend calcistico. Cominciano Reggina e Crotone, impegnati oggi alle 15 rispettivamente in casa con il Modena e in trasferta a Bergamo con l'Albino Leffe. Domani invece toccherà al Cosenza in prima divisione, che farà visita alla Lucchese. Infine, sempre domani in seconda divisione, impegni fuori casa per Catanzaro e Vibonese, rispettivamente contro il Fondi e l'Isola Liri, mentre la Vigor Lamezia difenderà il primato in classifica ricevendo l'Aversa.